Vigli riaccende i riflettori sulla Lombardia. Allora andiamo a Milano, dove c'è in diretta per noi Maria Teresa Palamà. Buongiorno Maria Teresa. Sì, buongiorno. I dati sulla Lombardia non sono ancora stabili, lo sappiamo, 720 nuovi contagi soltanto ieri e 134 decessi, un numero davvero ancora molto alto. Gli esperti hanno poi segnalato che la soglia critica è quella dei 500 contagi al giorno e se si fa questo numero per troppe volte di seguito c'è davvero il rischio di dover richiudere tutto. E poi lo abbiamo visto, la città di Milano preoccupa, ieri 182 nuovi contagi con la provincia, i comportamenti scorretti, anche il presidente Fontana parla di questo primo weekend come del banco di prova dall'apertura. Ma sentiamo come ha commentato quello che è accaduto e la situazione in Lombardia il professor Massimo Galli dell'ospedale Sacco. Come si fa a non essere preoccupati? Se le persone non sono sufficientemente responsabili per fare le cose, il castello crolla e una fessura anche non particolarmente significativa all'apparenza può diventare una falla enorme, per cui il grid crolla la diga più ancora che il castello. È stato il primo a dirlo, adesso è tornato a ripeterlo, Milano è una bomba. C'è una componente che non ti puoi stupire che possa avere degli atteggiamenti diversi, che ritiene probabilmente che la cosa sia dietro le spalle, che ritiene di non essere direttamente a rischio, con più sei giovane, con più ti senti immortale ed intoccabile da tutto. Il rischio di dover richiudere è molto concreto. Non ho nessuna voglia, nessun desiderio di fare la Cassandra. Detto tra di noi, mi risulta difficile non poter pensare che dei rischi esistano. Il virus non guarda in faccia a nessuno e che è ancora tra noi, soprattutto in determinate situazioni come Milano, per dire, dove molta gente è stata chiusa in casa con il virus e magari è del tutto asintomatica. Riaprono i parchi, aumentano i controlli.